Benvenuti, oggi è sabato 31 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:13. La luna si leva alle 9:51 e cala a mezzanotte 36. Oggi si celebra la visitazione della Beata Vergine Maria. Il nome Maria ha origine ebraica e significa principessa signora. L'Organizzazione Mondiale della Sanità celebra dal 1988, il 31 maggio di ogni anno, la Giornata Mondiale Senza Tabacco. La giornata ha l'obiettivo di evidenziare gli effetti nocivi sulla salute generale delle persone e delle comunità delle sigarette e di tutti i prodotti del tabacco. L'OMS e i suoi partner nel mondo rinnovano in questa giornata il proprio impegno sia nella promozione di politiche in grado di ridurre il consumo del tabacco, sia nella diffusione di informazioni sui rischi legati alla salute da essi provocati. Clint Eastwood, mito del cinema western e regista di successo, festeggia oggi 95 anni. A metà degli anni 60 stringe un sodalizio con Sergio Leone, che frutterà a entrambi la fama internazionale con film come Per un pugno di dollari e Il buono, il brutto e il cattivo. Festeggia 55 anni Paolo Sorrentino. Il regista napoletano ha diretto il film La grande bellezza, premio Oscar nel 2014 come miglior pellicola straniera. Ha trionfato ai David di Donatello 2022 con il suo È stata la mano di Dio, vincendo 3 dei riconoscimenti più ambiti: miglior film, miglior regista e David Giovani. Nel 2024 ha diretto Partenope, che ha riscosso enorme successo. Infine oggi compie 52 anni Adriana Volpe. Conduttrice TV, è diventata un volto noto della RAI tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000 con i programmi Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Nel 2020 è stata concorrente del reality Grande Fratello VIP. La Sicilia è avvolta dalle fiamme e l'avanzata delle camicie rosse di Garibaldi verso Palermo è inarrestabile. Ma in un'epica battaglia a Catania, 1000 uomini guidati da Giuseppe Polè affrontano 2000 soldati borbonici. È il 31 maggio 1860, una data incisa nella storia. Bandiere tricolori sventolano fieramente dai balconi, mentre il popolo scende in strada per sostenere la resistenza. In mezzo a tutto ciò, una postina di 34 anni si fa notare. Giuseppa Bolognani, conosciuta come Peppa a Cannoniera, con coraggio e astuzia Peppa protegge eroicamente le città dagli attacchi nemici. Ma qual è stato il primo atterraggio su un altro pianeta? Atterrare su un corpo celeste privo di aria è un compito che potrebbe sembrare semplice, ma è in realtà piuttosto delicato. In assenza di aria, a ridurne la velocità, la sonda deve rallentare la discesa con l'uso di razzi. La prima sonda spaziale a compiere un atterraggio morbido fu la sovietica Luna 9. Nel 1965 usò airbag per attenuare l'impatto a 22 km all'ora sulla Luna. Buon weekend ai 12, inizia oggi una luna in Leone ad attaccare subito Plutone, pretendendo che cosa? Scopriamolo insieme. Ariete, luna di trigono oggi per voi e Plutone in sestile, quindi farete da punto di talete, ovvero da punto di raccordo tra questa tensione planetaria. Per voi ci sono solo vantaggi, visto che interviene su un'area della vostra vita che riguarda le amicizie. Oggi sarete chiamati a essere ago della bilancia. Toro, doppia quadratura per voi sia di Sole che di Plutone. Dovete cercare di mantenere i nervi saldi, perché comunque ora dovrete solo attendere una risposta. Quindi pazientate un po', il cielo del resto promette molto bene.
Gemelli, la vostra giornata oggi è segnata da una luna di nuova amica. Il trigono di Plutone esalta comunque Sole e Mercurio. In questa tensione planetaria sarete capaci di creare un movimento eversivo e di prorompere in una maniera molto interessante a livello sociale e a livello affettivo. Cancro, una giornata oggi che vede la vostra luna, seppure il leone è ancora protagonista, è uscita dai vostri gradi, ma si oppone a Plutone, pretendendo un po' una trasformazione o un adattamento delle cose, o semplicemente facendovi riflettere sul fatto che ogni cosa ha un prezzo e a volte c'è bisogno di qualche rinuncia. Leone, a proposito di rinunce, la luna è nei vostri gradi, ok? Ma è opposta a Plutone che vuole farvi capire che non è possibile ottenere tutto e subito, quindi cercate anche di accettare le critiche o di dare alle persone il tempo per apprezzare il vostro operato. Intanto in amore il partner, il vostro migliore confidente. Vergine, giornata oggi un po' pensierosa proprio perché la luna sta tentando di farvi riflettere sulle cose che dovrete rimettere a posto e ci riuscirete bene. Plutone vi suggerisce peraltro qualche chiave di lettura per capire qualcosa che non è andata per il verso giusto. Oggi è una giornata fatta di tante comprensioni. Bilancia, una giornata oggi che vede la luna amica e anche Plutone in trigono, quindi decisamente per voi i vantaggi sono notevoli, ma su questa opposizione dovrete comunque dare ragione a qualcuno che vi aveva messo in guardia da qualcosa che non avete voluto vedere. Scorpione, giornata oggi molto interessante. Urano si appresta a uscire dai gradi del Toro, manca ancora un bel po' di tempo, ma sicuramente le tensioni sono molto più lievi per voi Scorpione. Piuttosto sono Luna e Plutone che oggi sono veramente intrattabili, un po' come il vostro carattere che oggi accusa una certa insoddisfazione. La serata andrà meglio. Sagittario, luna di trigono per voi, quindi ottimo con gli affetti, finalmente avete chiarito e quindi oggi vi sentite più morbidi e sicuri e meno sotto attacco, sotto giudizio. Capricorno, una giornata oggi molto particolare proprio perché la luna dismette la sua opposizione, quindi i dubbi vanno finalmente via. Ma Urano vuole portarvi a velocizzare una serie di cose. Per voi Capricorno oggi è un weekend di uscite fuori porta, di un viaggio in macchina, di incontrare qualcuno di lontano o di inaspettato. Acquario, giornata oggi che vede la luna in opposizione, peraltro Ghermire è proprio il Plutone ospite nei vostri gradi, quindi oggi accuserete una specie di blocco creativo che vorrà e pretenderà di più da voi stessi. Pesci, i pianeti e le loro baruffe oggi vi riguardano molto poco proprio perché volete passare un weekend in santa pace e lasciare che tutto quello che avete fatto, operato al lavoro, maturi dietro una riflessione dei vostri referenti. Intanto godetevi la famiglia. Record mondiale nei 100 metri per Usain Bolt. È il 31 maggio del 2008. In occasione del World Athletics Tour a New York, il velocista giamaicano stabilisce a 21 anni il nuovo primato con un tempo di 9 secondi e 72, migliorando di 2 centesimi il precedente primato del connazionale Asafa Powell. Abbasserà ancora di più i tempi nei 2 anni successivi. Oggi vi sveleremo l'origine di un famoso modo di dire: essere nati con la camicia. Ma sapete che in inglese si dice born with a silver spoon in one's mouth? Ovvero, nato con un cucchiaio d'argento in bocca? Ecco la storia dietro questo detto. In passato alcuni bambini nascevano ancora avvolti dal sacco amniotico, la camicia appunto, ed era considerato un evento molto fortunato e legato al destino di diventare principi o re. Inoltre regalare una camicia era un gesto di grande lusso che solo pochi potevano permettersi. Cosa c'entra allora l'idioma inglese? Anche qui c'è una storia simile. I padrini aristocratici regalavano ai bambini un cucchiaio d'argento in occasione del battesimo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video.
Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parleremo di Pitagora, il matematico che tutti conoscono per il suo famoso teorema, ma la sua vita è piena di aneddoti che vi lasceranno a bocca aperta. Pitagora viaggiò per il mondo per acquisire conoscenze in tutti i campi, prima di fondare la sua scuola a Crotone. Ma sapete che cosa i suoi discepoli dovevano evitare a tutti i costi? Le fave. Sì, avete capito bene. Pare che Pitagora temesse una malattia genetica diffusa anche all'epoca, il favismo. E c'è anche un aneddoto suggestivo sulla sua fine. In fuga, gli inseguitori gli sbarrarono la strada davanti a un immenso campo di fave. E a quel punto, tra toccare le fave o morire, scelse la morte. Che dire, sicuramente un uomo coerente fino alla fine. Ci salutiamo con la frase del giorno. Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Vi aspetto. Buona giornata dalla vostra Martina.